Buongiorno da Leandro Maggi, incontro organizzato a Taglio di Po dal Consorzio di Bonifica Delta del Po per descrivere la grave emergenza del cuneo salino. Presenti le massime autorità, tra le quali Sua Eccellenza il Prefetto di Rovigo, Dottor Clemente Di Nuzzo, il Presidente della Provincia Ferrarese, i vari sindaci dei comuni del Delta. È stato un momento molto interessante per l'illustrazione delle problematiche legate alla risalita del cuneo salino. Dopo un primo incontro c'è stata la partenza del pullman dalla sede consorziale e quindi vari sopralluoghi, tra i quali i sifoni delle ex valli in comune di Portotolle, la sosta presso l'oasi di Camello, Ponte Colpi in comune di Portotolle, la visita della barriera antisale Po di Tolle e il sopralluogo in barca presso ubicazioni nuova barriera antisale alla foce del Po di Pila e Isola della Batteria. La situazione della crisi idrica di questi giorni sta mettendo ancora una volta in evidenza le problematiche connesse alla risalita del cuneo salino nei rami del delta del Po, fenomeno che si ripresenta con tempi di ritorno sempre più brevi. Le barriere antisale, da una nota del consorzio appunto Delta del Po, e una sul Po di Gnocca ed una al Po di Tolle. Sono state progettate e realizzate negli anni 80 e 90 e partivano dal presupposto, supportato dai dati statistici allora noti, che il fiume garantisse costantemente una portata minima di 450 metri cubi al secondo a Ponte Lagoscuro, ma come è noto purtroppo non viene garantita tale portata minima ed i cambiamenti climatici in corso indicano un peggioramento della situazione per il futuro. È improrogabile, dice sempre la nota, la necessità di dare soluzione al problema, soluzione che garantirebbe benefici non solo al delta del Po, ma anche a tutto il bacino idrografico del fiume, tramite la realizzazione di un'unica innovativa barriera antisale da realizzarsi alla foce del Po di Pila. Lo scopo quindi di questo incontro è di far presente la richiesta che il Consorzio ha fatto alle autorità competenti di proporre ai superiori organi ministeriali il finanziamento della progettazione dell'opera sopra descritta con una spesa stimata di 3 milioni di euro per la progettazione e 46 milioni di euro per l'opera finita. Quando uno mi dice ma come si fa a vedere il cuneo salino? Ecco, in fondo c'è il mare e a monte c'è il monte. Da qui vediamo che l'acqua del mare sta risalendo. Ecco, quando uno dice come si fa a vedere il cuneo salino? Eccolo qua il cuneo salino. A valle c'è il mare, di qua c'è il monte e vediamo che l'acqua sta risalendo verso monte e risale per 34 km. E poi c'è un altro modo di vederlo: buttiamo un bastone nel fiume. Normalmente in un fiume butti un bastone, dovrebbe andare verso valle, no, qui l'acqua, il bastone se ne torna verso monte ed è evidente che c'è un problema e come ogni problema c'è sempre una soluzione. L'idea è quella di realizzare una unica innovativa barriera antisale alla foce del Po di Pila. È il ramo principale del Po, porta via oltre il 50% della portata. La logica, per chi ha il giardino e innaffia il giardino con la gomma, è quella di fare dei buchi sulla gomma che innaffia il giardino, aprire l'acqua, metterci il pollice davanti. Cosa succede? Succede che aumentano gli zampilli sui lati. La logica è esattamente questa. Quindi mettendo un tappo qua, facendo un rigurgito di 80 cm, perché 80 cm? Perché se facessimo un rigurgito superiore agli 80 cm andremo ad interessare la vegetazione riparia, andremo ad interessare tutta una serie di problemi che da un punto di vista ambientale non possono essere affrontati e risolti. Abbiamo presentato l'idea all'Accademia dei Lincei ancora parecchi anni fa e i risultati del modello matematico sono lusinghieri, mettendo quella struttura che è una specie di mose che si alza quando c'è la risalita del cuneo salino. Questo mose si alza, trattiene l'acqua di monte, questa fa rigurgito, gira. Questa simula cosa? Simula come se ci fosse a Ponte Lagoscuro 3 volte la portata che c'è in quel momento. Cioè la realizzazione di questa struttura intanto impedisce all'acqua salata di risalire sul ramo principale del Po e mi crea un rigurgito che mi ricaccia l'acqua sugli altri rami. Nella cartellina questa cosa l'abbiamo studiata e proposta all'autorità di bacino. Dentro la cartellina c'è la lettera dell'autorità di bacino che scrive al Ministero Infrastrutture e Trasporti, Ministero per l'Ambiente e la Regione del Veneto, con la quale
propone ai ministeri di far cosa? Di finanziare il progetto, che non lo deve fare il consorzio il progetto, lo può fare l'autorità di bacino, lo può fare il ministero, lo può fare il genio civile, lo può fare AIPO, lo può fare chi vuole il progetto, però è necessario, se ci sono delle idee, che questo progetto venga approvato, altrimenti l'anno prossimo con lo stesso problema ci troveremo ancora qua a dire il sale, sì, ma in tutto questo tempo non abbiamo mai pensato a soluzioni alternative. Certo, potremmo fare ulteriori invasi, potremmo fare anche altre cose, ma la soluzione del problema secondo me è solamente questa. Siamo andati nei dettagli, poi c'erano altre idee progettuali sui altri rami del fiume. Sono stato velocissimo come promesso, Presidente. Sì, va bene. Quindi, così. l'idea e la proposta che ha fatto il Presidente è quella di capire se si riesce a fare squadra e in qualche maniera sollecitare chi deve finanziare queste opere, e in questo momento è il momento principale, di finanziare almeno il progetto, almeno da dire abbiamo un progetto che può darci una soluzione. Se non riusciamo a farlo, l'anno prossimo, la prossima crisi idrica, ci troveremo ancora qua a piangerci addosso, a dire non abbiamo fatto niente e ci piangeremo ancora addosso lamentando i danni che sono stati causati dal cuneo salino, che ripeto non è un problema solo agricolo, non è un problema solamente di idropotabile, ma è un problema di carattere ambientale. Qui c'è il turismo, area MAB, SIC, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, abbiamo un parco, quindi sta a noi capire in che direzione dobbiamo andare. Chiedo scusa se vi ho rubato 10 minuti, ma era importante, se andiamo a vedere questi siti, capire di cosa si tratta.